una serie di flash di una pagina che volutamente è stata tenuta nascosta per tanto tempo a un intero popolo. E bisogna anche capire perché. Bisogna capire perché anche gli intellettuali, che per antonomasia dovrebbero essere gli uomini liberi, gli uomini che dovrebbero portare alla conoscenza certi fatti, assieme anche ai giornalisti, abbiano tenuto celato per tanto tempo quella che io definisco, che tutti coloro i quali conoscono la storia che va dal 43 al 47 di questa condizione, la scienza possiamo considerarla una vera e propria tragicità, perché a distanza di tanti anni sono tanti i segreti che conoscono le conoscenze, che non fanno capire cose realtà che dobbiamo definire ancora prima uno dei nostri martiri, un martire siciliano, un martire senza quello su noi, è quello che due ragazzi nel nostro mondo non solo non avevano. Antonio Canepa quando volta per la soltanto era professore all'università Caria e così non è che erano morti due bambini con quello sciopero, erano morti due ragazzi, uno di 21 anni lavorando in Svezia, un altro ragazzo mi sembra addirittura Castello Rocano doveva compiere grandi poche giorni e proprio prima della battaglia di Randazzo che si è consumata il 17 giugno del 1945, Randazzo prende a dire delle bellissime parole ai suoi compagni guerriglieri, cioè io non ho paura di morire, diceva questo ragazzo anni, perché chi muore bene non muore mai, ed è la verità, è un principio che vale per tutti, per ognuno di noi. Chi vive bene e chi muore bene non muore mai. E questi ragazzi sono morti per un ideale che non riguardava una persona, non riguardava la famiglia di appartenenza, riguardava un popolo che chiedeva giustizia, perché nel 1945 l'unità d'Italia si era consumata, perché dico consumata? Si è consumata da 85 anni ed era stata fatta male quest'Italia. Era stata fatta male quest'Italia, doveva essere un'Italia di tutti, che doveva dare uguali possibilità a tutti nel mondo del lavoro, nel campo della giustizia, e invece da allora sono nati cittadini di serie A e di serie B. Ma lo sapete forse perché? Perché il papello, il famoso papello che vogliono fare credere che è stato fatto soltanto 15 anni fa tra lo Stato italiano e la mafia, non è stato fatto né allora, ma uno dei tanti papelli è stato fatto durante lo sbarco degli alleati, ma il primo papello è stato fatto nel 1860, quando Garibaldi è sbarcato qua, ha illuso i contadini dicendo vi darò la terra, quando si sono ribellati i contadini a Bronte sono stati massacrati, quando è ritornato a Teano ha consegnato un regno a Vittorio Emanuele, che guarda caso non si è chiamato Vittorio Emanuele I re d'Italia, ma si è chiamato Vittorio Emanuele II, ha continuato a chiamarsi Vittorio Emanuele II re d'Italia perché quella è stata una conquista militare perpetrata prima con l'inganno, poi consumata militarmente e poi consumatasi ulteriormente con l'assoggettamento di un intero popolo, quello meridionale e quello siciliano, che guarda caso dopo il 1880 è emigrato in ogni parte del mondo. Questi sono i fatti. Ho fatto questo breve excursus per un motivo molto semplice, perché tante verità sono state nascoste e anche questa è stata una verità nascosta. Antonio Canepa aveva ripreso una battaglia facendosi interprete di un sentimento che era quello del popolo siciliano, un sentimento di riscatto. E non era un riscatto che veniva sentito da una categoria di persone. Si disse che il movimento indipendentista è il movimento degli agari, no, era un movimento rivoluzionario vero e proprio.
E come tutti i movimenti rivoluzionari, quando scoppia una rivoluzione in ogni parte del mondo, non è che sono tutti puri e santi, ci sono anche gli infiltrati, e anche allora ci furono gli infiltrati mafiosi, ma non erano la maggioranza. Ma proprio gli infiltrati mafiosi stanno a testimoniare una cosa soltanto. Voi sapete che la mafia si mette sempre col vincitore o con quello che potrebbe essere vincitore. Questa è la prova provata che quel movimento rivoluzionario doveva essere vincente. Quel movimento rivoluzionario che doveva aprire alla Sicilia la strada verso la statualità e l'indipendenza, perché la Sicilia, prima dell'unità d'Italia, fino al 1816, quando Ferdinando, re di Borbone, decise di abrogare il Parlamento siciliano dopo 7 secoli di regno, la Sicilia è stata sempre uno Stato indipendente, aperto al mondo, dove i siciliani erano stimati, la flotta mercantile siciliana era la più potente del Mediterraneo, fino al 1816. E allora Antonio Canepa si era fatto interprete di questa lotta popolare. Con lui non c'erano né banditi né mafiosi, c'erano persone semplici, c'erano ragazzi universitari, perché io non voglio fare un parallelismo, perché un parallelismo storicamente non si può fare, ma Antonio Canepa mi ricorda molto Che Guevara. Perché mi ricorda molto Che Guevara? Cuba era indipendente durante il periodo di Che Guevara, la Sicilia non lo era, però Antonio Canepa come Che Guevara era un architetto, Antonio Canepa era un professore universitario, non aveva nessuna esperienza pregressa dal punto di vista militare, però era diventato un guerrigliero e la lotta di Che Guevara doveva essere una vera e propria guerriglia che da randazzo doveva fare divampare il fuoco della rivoluzione in ogni parte, in ogni angolo della Sicilia. Antonio Canepa era l'anima nobile dell'indipendentismo e l'indipendentismo si basava su un movimento ampiamente popolare, perché gli iscritti al movimento indipendentista, così come censiti dal Ministero dell'Interno, quindi una fonte ufficiale dello Stato italiano, nel 1944 erano qualcosa come 400.000 iscritti, quando tutti i partiti italiani iscritti al MIS, al Movimento Indipendenza della Sicilia, quando tutti i partiti italiani ne contavano appena 100.000. Quindi da una fonte ufficiale, che è lo Stato italiano, il Ministero degli Interni, abbiamo la prova provata che quello non era un movimento di agrai, ma era un movimento popolare, fatto da giovani come quelli che noi stiamo vedendo ora, oggi qui, da donne come quelli che stiamo vedendo ora, e da gente che ha i capelli bianchi come noi, che, viva Dio, lottavano da giovanotti per questo avanzamento, perché capivano che non era una questione soltanto di giustizia la lotta per la libertà e l'indipendenza, ma era un modo per fare diventare la Sicilia indipendente dal punto di vista economico, prima che politico, e aprirla al mondo, perché la Sicilia era prigioniera di se stessa, è come se il mare, che doveva essere un'autostrada, che doveva comunicare la Sicilia al mondo, in realtà erano tanti paletti che la dovevano invece tenere prigioniera, e noi gli indiani chiusi nella riserva.